Signore e signori, buonasera dal nuovo Palasport di Fasano. Un cordiale saluto da Stefano Semerano, pronto ad accompagnarvi nel racconto di una sfida che si inserisce con grande rilevanza nel panorama di questo finale di stagione di Serie A2 Elite Girone B. Siamo giunti alla 24esima giornata di campionato, l'11esima del girone di ritorno. In campo Itria Football Club e Lazio Calcio A5. A interrompere l'azione di gioco, poi pescato Punzi in aria, riesce ad entrare su Ferri. La prima conclusione c'è, la rete la sblocca lui, Ricky Ferri, per l'1-0 Itria dopo soli 54 secondi di gioco. Parte Caiche, la conclusione di Caiche, c'è la rete da parte di Caiche che la pareggia 1-1. Perde il possesso l'Itria a favore dei laziali con Caiche che muove dietro per Lupi, ma in sovrapposizione perde palla Portuga, azione con l'Addomeda che salta Gatto e poi ottimo recupero da parte di Caiche, la conclusione da parte di D'Aversa e palla fuori deviata. Giocati 6 minuti e 18 fino a questo momento, risultato sull'1-1, prova la conclusione, c'è la rete da parte di Caiche dalla distanza che sorprende Palazzo e porta la Lazio sul 2-1. Continua lo scambio, Punzi, verticalizzazione perfetta da parte su Bruno. Bruno si accentra ancora per l'Addomeda, la conclusione di Mancini, ancora l'Addomeda, Gatto per 2 volte riesce a respingere sul numero 18. A contropiede con Portuga, finta col destro, Portuga prova col sinistro, murato da Punzi. Gatto guarda i propri compagni, poi prova la conclusione direttamente a rete ed è un Eurogol da parte di Gatto. Ancora una volta da centrocampo, conclusione perfetta e palo gol ed è 3-1 Lazio. Mantiene il possesso, pressato, non c'è fallo ed è Lupi a tu per tu con Palazzo, questa volta respinge ancora Lupi il sinistro ed è 4-1 Lazio ed è Lupi ad allungare ancora per i biancocelesti. E sono salite in cattedra Caiche, Gatto e Lupi. Prova Punzi, la conclusione, c'è la rete da parte dell'Itria con una punizione perfetta da parte di Punzi. A ripartire adesso l'Itria con Ferri, palla sul mancino, riesce a servire Ricci, prova la conclusione Ricci sul primo palo, Gatto ancora una volta in 2 tempi la blocca. Prova una soluzione, questa volta cerca centralmente per Punzi che liscia il pallone, poi in seconda battuta Ricci e conclusione perfetta alla destra di Gatto ed è 4-3, accorcia le distanze Ricci. Riparte ancora in transizione offensiva la Lazio con Sirio, a tu per tu con Punzi, rientra sulla sola, ancora Sirio, prova la conclusione, c'è la rete sotto l'incrocio dei pali per il 5-3 Lazio. Semeraro ancora centralmente per Ricci, apre un attimo lo spazio per calciare la punta ancora, poi Ricci anticipato miracolosamente da Ferraro, occasione ancora Itria. Sul secondo palo c'è Lupi, parte Ferraro, finta il tiro, lascia Caiche che prova a calciare sul secondo palo, interviene con un tempismo perfetto Dominguez e la porta sul 6-3 per la Lazio. Bruno centralmente, pesca Ferri, Foppa, ancora centralmente c'è Bruno, il colpo di tacco per Ricci, il sinistro, Gatto, miracolo da parte dell'estremo difensore laziale. Cercato di giocarla fino all'ultimo l'Itria, ma una Lazio ben messa in campo dove ha fatto la differenza con dei gol sia da calcio da fermo che dalla distanza. E dal nuovo Palasport di Fasano, Itria 3, Lazio 6.